Io vi ricordo che qui sotto al gazebo c'è la raccolta di firme per le dimissioni di Berlusconi. Il nostro segretario nazionale ci ha dato un piccolo obiettivo, quello di 10 milioni di firme, ma non ho dubbio che in tutte le 7 province del Veneto si moltiplicheranno i banchetti. È veramente bello fare questi banchetti. A noi è capitato sabato scorso in piazza a Padova, c'era addirittura la fila, sembrava che distribuissimo il pane gratis e invece chiedevamo una firma per mandarlo a casa. Vi assicuro che dà molta soddisfazione questo. Vorrei anche ricordare un'importante manifestazione che si terrà domenica prossima, lanciata da un appello delle donne del mondo della cultura, un appello dal titolo "Se non ora, quando?". Avete capito tutti a che cosa si riferisce quell'appello. Io mi auguro che in tutte le province venete si terranno manifestazioni delle donne. Qui a Padova la faremo alle 15:30 in Piazza dei Signori e chiederemo a tutti, donne e uomini che amano le donne nel senso pieno di questo termine, di manifestare per la dignità delle donne, perché siamo veramente stanchi di essere rappresentati da un Presidente del Consiglio che offende la dignità delle donne e ci umilia in scala internazionale. La parola a Laura Puppato, capogruppo del gruppo regionale del PD. Ciao, buongiorno a tutti, grazie per essere qui oggi. Io credo che questa manifestazione abbia un duplice grande significato. Il primo, quello di permetterci a noi, vostri rappresentanti in seno al Consiglio regionale, di informare di ciò che sta accadendo. Perché lo diceva prima il nostro consigliere Piero Ruzzante, in realtà il gruppo del Partito Democratico in Regione, composto da 13 consiglieri che oggi è qui presente, sta tentando, io credo con difficoltà, perché non è facile attraverso i media trasferire ciò che viviamo, sta tentando di comunicare la nostra indignazione. Noi siamo profondamente indignati di quanto sta accadendo nel nostro Veneto, perché quello che sta accadendo, vedete, non era atteso. Noi siamo arrivati, molti di noi, al primo mandato in Regione, credendo veramente di trovare una Regione, come dire, complessivamente, discretamente gestita, certamente dove era obbligatorio andare a verificare gli sprechi, certamente dove dal punto di vista democratico molte questioni non erano chiare, ma probabilmente nessuno di noi si è reso conto che invece avremo vissuto il primo anno nel quale i nodi sono arrivati al pettine e quello che si evidenzia, se prima dicevamo, Flavio Zanonato, che il nostro Presidente del Consiglio lo possiamo tranquillamente definire come l'imperatore messo a nudo, purtroppo non solo metaforicamente, sappiamo per quali tristi ragioni, il Presidente Zaia è il principe del territorio che si sta purtroppo dimostrando almeno molto poco vestito. Che cosa accade? Noi abbiamo pensato che quello slogan, prima i Veneti e quindi il Veneto eccellenza d'Italia, avesse una qualche parvenza di verità. Non è così, signori. Noi siamo ultimi perché è l'ultima regione delle 15 regioni a statuto ordinario a fare bilancio, e questo la dice lunga sulla situazione evidentemente di grave difficoltà, non solo economica ma anche manageriale, di struttura, insomma di capacità da parte della Regione di mettere in piedi una finanziaria che lo stesso Presidente dichiara essere lacrime e sangue, ma che noi diciamo che è una finanziaria irresponsabile, che mette a nudo non solo difficoltà evidenti e negate fino a ieri, quando tutti vogliamo ricordare, a giugno dell'anno scorso, a luglio dell'anno scorso, abbiamo visto Zaia rompere il fronte delle regioni con assoluta serenità dicendo avremo
solo una brioche invece che 3 al giorno da mangiare, ma ce la facciamo senza particolari sacrifici. Quelle parole quanto poco vere si sono dimostrate alla luce di conti che non tornano e nella difficoltà di riuscire a mettere in piedi un bilancio che possa garantire la situazione di questa Regione. Siamo stati gli ultimi ad opporci quindi a quella manovra di Tremonti, 372 milioni di euro che oggi farebbero straordinariamente comodo. Siamo l'ultima realtà italiana, noi, il Veneto, nel nord, come capacità di programmazione e pianificazioni. Non abbiamo un piano energetico, non abbiamo un piano sociosanitario. L'ultimo fa riferimento alla nostra realtà, l'unico governo di centrosinistra del presidente Pupillo, e porta la firma di Margherita Miotto. Qualcuno di voi sa a chi mi riferisco, ma si rifà al 1994-95. Non abbiamo un piano rifiuti industriali, non abbiamo un piano estrattivo, non abbiamo un piano della mobilità, insomma non abbiamo costruito un progetto, una visione di Veneto, e oggi ci troviamo alla mercé di una crisi internazionale, nella difficoltà di reggere l'urto con un governo nazionale amico e dal quale si subisce e si deve subire senza fiatare. Invece siamo primi in effetti in alcune cose, come no? L'altro giorno è apparso un articolo abbastanza importante, mette in evidenza come nel Veneto sia cresciuto in maniera percentualmente più rilevante la disoccupazione giovanile. Mette in evidenza che siamo l'unica regione d'Italia senza un euro per gli investimenti. Sembra una barzelletta, capite? È la verità, è scritto nero su bianco sulla legge regionale 134 che stiamo discutendo per il bilancio della regione. Si sono mangiati la cassa, non c'è un euro dentro la cassa, è stato raschiato il barile. Gli investimenti non possono essere finanziati in questa legislatura, in questo anno e nel prossimo anno di legislatura. Primi siamo quindi per le difficoltà che stanno diventando sempre più evidenti. Adesso addirittura si parla di cadaveri eccellenti, perché qui l'importante è fare comunicazione e soprattutto trasferire altrove il calice amaro, garantire che la responsabilità non è propria. E come no? 15 anni di governo sistematico, continuo, ininterrotto di Lega e PDL hanno portato questi risultati: nessuna pianificazione, 0 euro per gli investimenti. Guardate, non è la prima volta che noi assistiamo a un trasferire altrove colpe che hanno la loro origine, la loro matrice solo in questa regione. Vi ricordo il 1° novembre, quando è capitata l'alluvione in questa regione, come immediatamente si sia voluto far credere che la quantità di acqua che era purtroppo caduta, l'eccezionalità dell'evento, l'impossibilità di prevederlo, l'accanimento del destino, l'accidentalità evidente, questo ci aveva colpiti. Fatto salvo poi, dopo pochissimi giorni, si sono alzate delle voci che hanno strutturato i piani, i PAI, uno dei piani che non abbiamo fatto, per l'appunto, quello dell'assetto idrogeologico, quello dell'assetto idraulico di un territorio veneto ricchissimo di fiumi, ma che necessariamente richiede attenzione, manutenzione, che richiede governo delle acque, governo del territorio, e non si è fatto per più di un decennio nulla di tutto questo, perché fare manutenzioni non conviene, nel senso che non produce effetti positivi dal punto di vista pubblicitario e quindi non aumenta, come dire, il favore e il consenso, perché sta scemando la cultura e la conoscenza di ciò che davvero serve al territorio. E allora poi ci ritroviamo con le coperte corte. Io dico, quella che si sta evidenziando nel Veneto è una grave responsabilità che evidenzia una coperta che non è solo corta, ma oggi è tutta bucherellata.
è molto poco coprente. Il corpo del Veneto, quello che sta sotto quella coperta, è stato messo a nudo con questa finanziaria regionale che si vorrebbe far transitare così, ma che vi garantisco il Partito Democratico, noi 13 consiglieri del Partito Democratico ci opporremmo, ma non lo faremo in modo demagogico, irresponsabile, semplicemente dicendo no, anche se le responsabilità vanno individuate, perché non è corretto non sapere chi si è reso colpevole di ciò che è avvenuto e di ciò che oggi andiamo a vivere. Noi vogliamo dire che nonostante, non ci competa, non possiamo non evidenziare come questo bilancio possa e debba essere modificato. Io voglio darvi qualche dato, perché vedete, la cosa più facile in un periodo di grave crisi internazionale e nazionale, non ne parliamo, è quella di dire purtroppo c'è la crisi, la situazione è grave ovunque e quindi il Veneto, esattamente come le altre 20 regioni italiane, paga questo scotto, questa necessità, insomma, di impagare di più i servizi, di mettere a rischio il sociale. Quante falsità vengono espresse. Io vi invito ad andare a vedere i bilanci di 2 regioni contermini, Lombardia ed Emilia Romagna, così non facciamo torto a nessuno, una di centrodestra e una di centrosinistra. Scoprirete delle cose abbastanza incredibili, lì ci sono i nostri volantini, voi vedete i tagli che questa finanziaria, così come è stata presentata in Consiglio regionale, ha previsto per il Veneto. Ripeto, tagli irresponsabili. Non si può pensare, dopo aver ascoltato l'operatore al sociale, di mettere a meno 30 il sociale in questo Veneto, quando l'Emilia Romagna ci ha messo 31 milioni di euro in più a dicembre per la non autosufficienza, 31 milioni di euro in più, non in meno, sulla non autosufficienza, dove ha garantito minori, psichiatrici, comuni, disabilità, dove ha voluto mantenere il welfare locale a costo di tagli su altri capitoli di spesa, ma certo, perché quando la situazione si fa difficile, il significato del bene pubblico, che è nel suo massimo manifestato dalle istituzioni che vi rappresentano e che ci rappresentano, deve essere quello di garantire chi ha meno, di garantire chi è in difficoltà. Ma non è finita. Voglio sempre citarvi queste 2 regioni, perché io non voglio che voi crediate che sia semplicemente ineluttabile e priva di responsabilità ciò che sta accadendo. Il trasporto pubblico locale, un taglio che è superiore al 27% perché abbiamo scoperto che ci sono altre partite che non erano state rifinanziate. Bene, sempre in Emilia-Romagna quel trasporto pubblico locale e tutti i servizi su ferro correlati sono diminuiti del 3,5%. C'è una discreta differenza tra il 30 e il 3. In Lombardia il fondo che qui è stato azzerato relativo agli affitti onerosi a coloro i quali oggi avevano la possibilità di ricevere un'indennità annuale che gli permetteva di pagare 2, 3, in qualche caso 4 mesi di affitto perché il loro reddito dichiarato era appunto pari a 2 volte, 3 volte il massimo dell'affitto che pagavano, è stato azzerato un fondo di 19 milioni di euro, in Lombardia è stato raddoppiato. Capite che è una questione di sensibilità e di valori, che non possiamo semplicemente procedere in questo Paese, in questa Regione, con i tagli orizzontali che tanto fa tanto uguale se tagliamo all'indennità veneta del 30% e al sociale del 30%. Noi non lo possiamo accettare, perché noi possiamo anche stare senza le manifestazioni sull'indennità veneta per un anno. Ce la possiamo fare, non è così? Ce la possiamo fare senza le celebrazioni
per le figure di grande valore che questo Veneto sa produrre e costano 2.700.000 euro l'anno. Ce la possiamo fare? Ce la possiamo fare a verificare fondi di bilancio, residui, un'organizzazione che costa troppo, il fatto che vi siano troppi sprechi anche nella sanità del Veneto e che non si siano voluti andare a verificare nel corso di ben 15 anni di attività di governo di Lega e PDL, dove abbiamo differenze pro capite in questa regione che vanno oltre i 250 euro ad abitante, non su ospedali come quello di Venezia, che è evidentemente dislocato in modo tale da rendere i costi anche superiori, ma in realtà che davvero non riescono a giustificare con l'obiettività questa questione. Così come non è giustificato che si sia proceduto continuamente nell'indebitare sempre di più il futuro di questa regione, che vuol dire in molti casi non produrre politiche di sviluppo, di lavoro. Parliamo di lavoro, vi sono capitoli azzerati. L'altro giorno Zaia è venuto in consiglio mezz'ora e ci ha detto: il Veneto delle imprese, il Veneto del lavoro lo garantiremo. Io spero che sia vero, che riusciamo a fare quello che dobbiamo, ma sapete cosa c'è scritto nella manovra di bilancio sul Veneto per il lavoro? Azzerati i confidi, vuol dire che i contributi che passano attraverso le associazioni di rappresentanza delle categorie, che sono anche quelle, se mi permettete, che hanno un maggior controllo e sensibilità della situazione che vivono le imprese, sono azzerati. Sono azzerati tutte le forme di sviluppo alle piccole e medie imprese. Noi che sappiamo di essere nella regione con l'80% di lavoro che viene prodotto da questa realtà ed è la nostra spina dorsale. L'innovazione, la ricerca, lo sviluppo, le energie, tutto questo è stato messo in sordina. Non si sta capendo l'importanza della formazione, della scuola. Si stanno tagliando capitoli fondamentali per non cercare gli sprechi, per non inserire subito a bilancio, e questo davvero non glielo possiamo permettere, i fondi garantiti da Roma, come a dire, perché la differenza è sostanziale, che intanto si taglia e poi quando i fondi arriveranno, primo si fa una discreta buona figura perché si dice qualcosa è arrivato, è merito di Zaia, che bravo, va sempre a Roma e torna a casa con qualche euro. Ma poi con quei fondi sono l'argent de poche, perché i tagli restano e noi non ci fidiamo che vengano rimpinguate quelle partite fondamentali e non vengano invece spesi altrove per altre questioni come le società partecipate, dove vogliamo vederci chiaro, perché non è possibile avere 19 società partecipate con la Corte dei Conti che ci dice che almeno la metà non giustifica, deve giustificare un indebitamento e una negatività di bilancio che poi inevitabilmente casca, guarda un po', esattamente su quella regione del Veneto in queste condizioni. Noi non possiamo accettare che questa regione torni indietro, scelga di non cambiare registro, di non fare atti che sono doverosi, andando a investire laddove serve. Si può stare senza un'integrazione alle strade regionali e la costruzione di nuove realtà per un anno, quando la situazione è questa, ma si devono, come le altre regioni intelligentemente hanno fatto, salvaguardare le necessità fondamentali del nostro popolo. Allora io vi dico un'ultima cosa: il dubbio che noi come Partito Democratico abbiamo, per cui abbiamo voluto avervi con noi oggi a fare fiato caldo sul collo a chi governa questa regione, informarli che siete informati, dire che non accettiamo ciò che sta avvenendo nelle modalità con le quali sta avvenendo, perché il dubbio motivato che ci viene è che in realtà, come diceva Einstein, chi è stato il responsabile dei problemi che ci sono creati non possa essere anche capace di modificare il suo atteggiamento politico e mentale. Ecco perché c'è il Partito Democratico e ci siamo tutti noi che con forza e partecipazione vogliamo cambiare davvero il registro di questa regione. Grazie.